L'Auditorium Vittorio De Sica di Sora ha ospitato la presentazione del volume di Massimiliano Smeriglio Reload, glossario minimo di rigenerazione politica. L'incontro, al quale hanno partecipato sindaci ed amministratori del territorio e numerosi cittadini, è stato organizzato da Bruno La Pietra, che ha voluto proporre al territorio, ma in particolare a tutti coloro che tengono a cuore la politica, un momento di riflessione e confronto, partendo dal volume che raccoglie una sintesi corale di idee. Vi presentiamo Reload, che è un libro sulla rigenerazione, ma non soltanto in termini formali, una rigenerazione quindi squisitamente linguistica. Si parla, si cerca di parlare, si cercherà di raccordarsi per una proposta politica nuova, accogliente, di condivisione. Massimiliano è un riferimento vero di questo tipo di proposta, perché negli anni ha avuto delle esperienze pratiche amministrative che io personalmente apprezzo tantissimo, cioè non è il classico politico di stampo teorico che fa grandi enunciazioni ma molto discostate dalla realtà. Invece lui è uno che negli anni con calma ha saputo sempre declinare il pensiero, le istanze, le utopie rispetto alla realtà contingente. Questo me lo rende simpatico, me lo rende interessante, me lo rende amico, e quindi è un incontro al quale ho voluto non soltanto partecipare, ma che ho voluto coordinare insieme a Gaetano Capuano e Giuseppe Fortuna, per dare un'idea di rilancio dialogico rispetto alle esigenze del territorio e della politica. Reload è uno sforzo irrinunciabile per ricucire visioni diverse ma non differenti, per elaborare un progetto politico in grado di combattere la frammentazione e la residualità prima che la diaspora diventi definitiva e prima che il bipolarismo tra nazionalisti e populisti si rafforzi ulteriormente. Ma è dedicato a tutti coloro che hanno a cuore la politica. La politica è lo strumento che organizza la convivenza civile tra le persone. Siccome sono tempi complicati, tempi di paure, di odio, di ferocia, di razzismi, di maschilismi, di rincorsa alla costruzione del capro espiatorio, noi abbiamo voluto fare un'altra operazione, cioè definire 14 temi in positivo, e cioè non accettare la rissa, le urla, ma provare a definire il nostro modello di società in Italia e in Europa, perché poi sono molto vicine anche le elezioni europee. 14 voci rileggono altrettante parole per tracciare il campo della sinistra: apprendimento, comune, conoscenza, ecologia, Europa, femminismo, forma partito, intelligenza, lavoro, mutuo soccorso, promozione sociale, social, sussidiarietà, ma anche generazioni. C'è una voce che è proprio generazioni, che da un lato, come dire, affronta il tema di come costruire le politiche per una nuova generazione di cui spesso ci si dimentica, dall'altro è anche un invito a sgomitare, a non chiedere il permesso, a farsi spazio, ad affermarsi senza la benedizione degli adulti, perché una generazione si afferma anche con la forza d'urto che la dimensione anche anagrafica dà, e questa è una scommessa che i più giovani, le persone sotto i 30 anni, devono poter saper accettare, secondo me. Al tavolo dei relatori, insieme a Bruno La Pietra, anche Stefano Spalvieri, che ha parlato in generale dei rapporti tra politica e storia, Paola Capoleva, che ha trattato le tematiche che Livia Turco affronta nel libro, ed Alessandra Zazzero, che ha parlato dei problemi legati alla scuola.